Andiamo a chiudere la pagina informativa da Udine con il nostro ospite Pierluigi Chiarla, acquirenti, perché? Perché a Natale si dice che bisogna essere più buoni sulla carta, ma in teoria, poi in pratica bisogna essere più cattivi o si può essere più buoni in base a come la vediamo. Dunque la domanda nasce spontanea, Chiarla. Per quanto riguarda il comune di Udine, vedrete delle immagini che lo stesso Chiarla nelle ultime ore ha registrato, non 20 anni fa, nelle ultime ore. In questo momento a Udine si fa solo chiacchiera e distintivo? Disgraziatamente sì, disgraziatamente io sono uno degli elettori del sindaco, non ho votato nessun consigliere di questa attuale giunta perché ho promesso il voto a una mia cara amica, ma caro signor sindaco, io lei l'ho votata e disgraziatamente lei chiede una cosa bellissima come la raccolta differenziata, ma poi dopo voi stessi non provvedete a far pulire. Sono mesi che vi ho fatto notare che ci sono dei preservativi fuori da una scuola d'infanzia e nessuno è passato a pulire. Sono 7 giorni che sono cadute, vedrete delle immagini, robe assurde, sono cadute dei cartelloni, ci si è preoccupati a rimettere la pubblicità in questi cartelloni, ma la carta che è venuta giù con le piogge nessuno l'ha raccolta. Allora come si può pretendere dai cittadini di essere rispettosi? È dall'alto che deve partire l'insegnamento. Forse meno, mi permetta, meno slogan, meno chiacchiere, meno furlanismo in un certo senso, ma il furlanismo quello serio, fatto bene, non quello da osteria e fatto male, e più operatività sul territorio. Si sa che ultimamente il sindaco di Udine in particolare è molto restio nei confronti dei mezzi di comunicazione che fanno informazione sul territorio. Lui è molto più, gli piace di più quelli che vanno, diciamo, a stendergli il tappetino fuori da Palazzo d'Aronco. Ma signor sindaco, a noi onestamente la parte della guardona muta non ci piace, e seconda cosa, il voyeurismo non ci si addice né a me e probabilmente neanche a Chiarla. Io vi chiediamo, siamo i vostri elettori, vi chiediamo di darci ascolto, perché vi abbiamo eletto noi, vi abbiamo votato noi, quindi perché non fare le cose bene? Siamo friulani, gente che fa, non che fa chiacchiere, gente che agisce. Senta Chiara, secondo lei dopo questo passaggio televisivo dove il virgolettato è diretto e non indiretto, perché qualcuno dice ma io ho detto così, il giornale l'ha riportata colà, questa è televisione, documenti sono a colori, girati con i telefonini di ultima generazione, dunque non sono fotomontaggi, non sono fake news, secondo lei qualcosa si muoverà? Bah, dubito, c'è poco ascolto ultimamente, ma comunque cosa vuol dire? C'è sempre la speranza che esista Babbo Natale, magari Chiaro. Passa lui a pulire. Non si sa, ma senta una cosa, quando c'era Onsel davano la colpa perché c'era il fantasma di Napoleone che girava all'interno di Palazzo d'Aronco. Oggi la colpa chi è? Di Bertrando? A chi dobbiamo dare la colpa? Guardi Omar, in questo è lei informato perché magari con le telecamere riuscite a riprendere questi fantasmi, ma io non li conosco. Cioè, veramente guardate, non li riconosco. Dobbiamo ridere per non piangere, come si dice. Sì. Senta Chiara, noi ci rivedremo comunque con lei per quanto riguarda le iniziative a gennaio, no? Però la domanda nasce spontanea, perché i cittadini invece di protestare scrivono solo su Facebook e solo pochi hanno la paura, anzi hanno l'abitudine di metterci anche la faccia? Bah, io comunque sono dell'idea che siamo italiani, no? E che abbiamo sempre la voglia di protestare, reclamare, ma in realtà non scendere in piazza e non agire. Le faccio un esempio banale, molto spesso mi capita fumo ancora una sigaretta 2 al giorno, di scroccare qualche sigaretta e lo faccio solamente se sono vicino a qualche persona che fuma e molto spesso mi capita di dover raccogliere perfino la sua sigaretta perché la butta per terra. Se non parte anche dal basso, no, questa cosa qua, quindi cosa dire, Facebook è una cosa bassa certo. E disgraziatamente si protesta solo così ormai. E d'altronde il virtuale fa più pandan, come si dice in questi casi. Esatto. Chiaramente chi vuole replicare, che si è sentito tirato per la giacchetta, siamo sempre a disposizione, citofonare, TPN Udine, siamo qua, telecamere a colori in HD senza nessun problema. Grazie al nostro ospite, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, break pubblicitario e poi come sempre le ultimissime dal Veneto.